Dopo la riconferma del presidente Gianfranco Bardelle alla guida del CONI Veneto per il quadriennio olimpico 2013-2016 e del suo rientro da Roma, dove è stato eletto per la prima volta nel Consiglio nazionale del CONI, con l'insediamento del nuovo presidente nazionale Giovanni Malagò, che ha preso il posto di Gianni Petrucci, il Veneto ha completato il suo organico operativo con la nomina dei componenti della nuova squadra. Giunta regionale che, insieme ai delegati provinciali, guiderà il CONI Veneto per i prossimi 4 anni sino all'appuntamento olimpico di Rio de Janeiro nel 2016. Ma Presidente, cosa vi siete prefissati? Ci siamo prefissati far conoscere, uscire un po' dagli impianti sportivi e far conoscere al grande pubblico il grande movimento e i grandi interessi che porta lo sport. Per questo faremo dei forum tematici e quindi non una grande confusione in un unico momento. Parleremo in un incontro tematico dello sport e che cosa porta nel turismo, cosa porta lo sport in economia, un altro tema, sport e sanità. Dobbiamo ricordare che chi fa sport fa risparmiare molto alla sanità pubblica, sport e scuola, dobbiamo entrare nella scuola come materia primaria, non secondaria oppure di serie B. Lo sport è una materia primaria, questo lo diciamo chiaramente ai presidi, ai professori, ai maestri, a tutti, far crescere sani i nostri figli e non ultimo che l'impiantistica sportiva deve ricrescere, devono essere investiti soldi perché abbiamo bisogno di impianti sportivi dove accogliere i nostri giovani e i meno giovani. Ma quali sono i prossimi appuntamenti? Il 23, 24, 25 e 26 maggio in una splendida località come Caorle si terranno i terzi giochi del Veneto. Hanno aderito ben 34 federazioni, ci saranno oltre 4.000 atleti giovani di tutte le specialità, quelle che magari non si vedono raramente in televisione, ma anche il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, e credo che questo sia molto importante, far vedere all'esterno il grande movimento sportivo. Un nuovo organico composto dal presidente Bardelle, da Paolo Carraro, Guido De Guida, Giorgio Grigolato, Enrico Boni per gli enti di promozione, Mauro Gazzero per le discipline associate, Gabriella Dorio in rappresentanza degli atleti, Vladi Vardiero, rappresentante dei tecnici, e da Ruggero Vilnai per il Comitato Paralimpico. 2 sono i vicepresidenti, Enrico Boni e Guido De Guida, nelle funzioni di vicepresidente vicario. Ma da dove si inizia? Partendo dall'esperienza e dall'amore per lo sport sicuramente. Io credo che ormai lo sport abbia raggiunto una dimensione per cui i dirigenti diventano una categoria a parte. Noi eravamo un po' abituati ai dirigenti che nascevano casualmente in base alle esigenze delle singole società, papà, genitori di atleti, cose di questo genere. Io credo che ormai fare oggi il dirigente dello sport implichi un livello di professionalità, di competenze, di conoscenze notevolissimo, per cui credo che proprio l'essere dirigente diventa un qualcosa a sé che ha la stessa valenza, diciamo, del livello tecnico del livello degli atleti, appunto per questa sua importanza e per questa sua anche complessità in questa fase storica. Una nuova squadra, come ha ricordato il presidente Bardelle, che coordinerà il lavoro sul territorio perché il Veneto è il fiore all'occhiello dello sport italiano, che vuole affrontare con impegno la ristrutturazione in atto nella nuova fase di gestione del territorio attraverso i CONI Point, per la riconfermata presenza delle realtà provinciali, con il CONI regionale che farà da coordinamento. Nella nuova giunta è entrato anche Ruggero Vilnai, recentemente eletto presidente del CIPE Veneto, ovvero il Comitato Paralimpico. È un quadriennio davvero importante. Ho la fortuna di avere il CONI che appoggia non solo il mio progetto ma il progetto nazionale, e che è quello di fondere tutte le discipline dello sport disabili nelle federazioni del CONI. Questo è il progetto principale, più importante, quello appunto di chiudere in questo quadriennio il Comitato Paralimpico. Ovviamente non dobbiamo trascurare di seguire, appoggiare, aiutare le federazioni e le società. Questo è un altro importante scopo che noi ci siamo posti, e non ultimo quella della informazione, della diffusione, di dare cioè immagine al nostro movimento che, come abbiamo visto anche a Londra alle Paralimpiadi, il Veneto ha avuto
grosse soddisfazioni con ben 4 medaglie e quindi finalmente anche la RAI ha dato, la televisione, i giornali, ha dato immagine al nostro paese, che siamo entrati nelle case a far vedere lo sport disabili con molta soddisfazione, perché come abbiamo potuto constatare la gente hanno vissuto molto ma molto bene queste immagini dello sport disabili, appunto immagini che venivano da Londra alle ultime Paralimpiadi. Obiettivi della nuova giunta, più ristretta rispetto al passato ma piena di entusiasmo, saranno quelli di far crescere ancora di più la Scuola regionale dello sport, ma anche l'appuntamento con la terza edizione dei Giochi del Veneto di Caorle a maggio, che coinvolgeranno l'intero pianeta dello sport veneto ed una serie di importanti convegni per gli stati generali dello sport regionale.